A livello regionale abbiamo oltre 13.000 società sportive, qui in provincia di Treviso oltre 2.000 e noi pensiamo che mettere a disposizione la nostra professionalità assieme a quella del CONI sia un'opportunità foriera di intercettare contributi importanti per le società sportive, perché ci sono a livello europeo, bisogna essere un po' strutturati e quindi questo accordo è un primo passo per cambiare marcia. Un accordo di collaborazione è quello tra Provincia e CONI Veneto per fornire un servizio di supporto e orientamento alle associazioni sportive del territorio nella candidatura dei bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali, fondi che di fatto rendano più facile l'attività delle società sportive. Sappiamo che costruire progetti, seguirli e rendicontarli sono oneri che magari spaventano le società sportive in prima istanza, ma se sanno di poter essere supportati da professionisti quali quelli della provincia di Treviso e quelli del CONI, probabilmente si mettono in discussione. I fondi sono destinati alle attività sportive, ma sono destinati anche molto alle relazioni all'interno delle società, all'interno delle realtà provinciali di Treviso, ma anche con collegamenti esterni, addirittura internazionali. I progetti europei prevedono partnership con realtà anche esterne all'Italia e questo allarga gli orizzonti dei ragazzi che praticano sport, li aiutano a diventare cittadini dell'Europa. L'accordo, il primo sottoscritto a livello regionale, prevede che la provincia comunichi al CONI nuovi bandi attivati dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, in modo che il Comitato possa informare tempestivamente le associazioni sportive territoriali sulle opportunità di finanziamento. Questi progetti vengono sostenuti con 50.000 euro a crescere e quindi sono grandi opportunità, grande impegno anche perché poi collegarsi con il resto dell'Europa, con partner internazionali è impegnativo ma dà grande soddisfazione.